terza giornata di lavoro a Seefeld per le ragazze del Vittorio Fermac. Nella mattinata, prima del breve riscaldamento, ci sono stati vari massaggi per tutte le ragazze che avevano bisogno, poi sono state divise in due gruppi, una ha effettuato esercizi di forza, sprint, le altre invece di controllo e cambio direzione. Nella seconda parte poi hanno effettuato la partitella a tutto campo e poi sono andate tutte quante a tonificare i muscoli dentro al fiume che passa accanto. Nel pomeriggio alle 16:30 sono partite per il campo di nuovo, dove hanno effettuato vari esercizi di base con il pallone, poi sono state divise in due gruppi, una con il preparatore atletico per fare esercizi di tonificazione e forza, l'altra ha effettuato lavori tattici con il mister a campo ridotto per azioni offensive e difensive e di tecnica individuale. Partitella finale come sempre durante la giornata a campo ridotto, hanno lavorato a parte anche oggi Zandomenichi, come sempre. Ha lavorato a parte poi anche Tonon per un problema al polpaccio, Francescon per il problema alla caviglia e anche Cazzaro per un problema al ginocchio. Ma sentiamo le parole del preparatore atletico Alessandro Bolzan. Pomeriggio del terzo giorno qui a Seefeld, siamo con il preparatore atletico Alessandro Bolzan. Alessandro, come sta andando in queste giornate con le ragazze rispetto alla prima giornata di ritiro a Vittorio Veneto? Beh, chiaramente le ragazze sono in crescita dal punto di vista della condizione, anche perché lavorano bene, sono molto ricettive per quel che riguarda le proposte allenanti, quindi personalmente sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto finora. E in questo momento com'è la condizione? Beh, in questo momento la condizione è lontana dall'essere quella ideale, però ci mancherebbe altro, insomma, gli impegni agonistici che contano sono fra un bel po' di settimane, quindi è il momento di lavorare e di non badare a com'è la condizione del momento. Vedo che fai molti esercizi, veramente tanti e variegati. Quanto può influire, quanto serve tutto questo allenamento per loro? Beh, ti dirò che io non ho grandissima esperienza sul femminile e mi sto rendendo conto che ci sono delle aree di carenza su cui è necessario assolutamente lavorare e vedo che le proposte comunque sono, ripeto, ben accettate dal gruppo e continueremo sicuramente su questa strada qua. E, ripeto, rispetto agli uomini, strutturalmente chiaramente ci sono delle differenze che vanno tenute da conto e che vanno inserite come proposte allenanti in maniera regolare. Restiamo Alessandro. Grazie a voi. Anche da oggi da qui da Seefeld è tutto. Vi aspettiamo domani sempre sul canale di Guida ai Campionati.